vediamo se apre il microfono. Ok, la parola a Maurizio Giacobbe. Maurizio il muto d'oggi. Vedi ora? Cari amici di Divieto, una buona serata, vi ringrazio di essere qui presenti a questo importante appuntamento per l'intera collettività. Ringrazio Pier Arcurio per questo suo intervento, per la sua presentazione, è stato fin troppo gentile nei miei confronti e lo ringrazio anche per aver preso un impegno importante con la cittadinanza. Abbiamo un candidato sindaco, un ingegnere che a 39 anni, contrariamente a tanti altri, ha deciso di metterci la faccia per la città. Ed io insieme a lui, insieme a questo gruppo, insieme a Nuovamente Villafranca. Questa sera vorrei puntualizzare un attimino il discorso su qualche parola, su qualche termine che anche in altre liste non si sente spesso. Innovazione. La parola giovani a molti non dice nulla, perché è facile gestire i giovani tenendoli in una forma di oscurantismo, in una forma chiusa, di gabbia, in cui esprimersi diventa quasi chiedere un favore. Non facciamo in modo che ci facciano passare quelli che sono i nostri diritti di espressione, di mettere a servizio anche della collettività il nostro talento per dei favori. I posti di lavoro non sono quelli che promettono ai centri commerciali, e lo ripeto ancora una volta, così come ho fatto a Calvaruso. I posti di lavoro sono quelli che si creano con le condizioni, con la progettualità, con la capacità e il saper fare. Nel 2012 non c'è bisogno di fare demagogia, nel 2012 c'è bisogno di metterci la faccia, metterci l'impegno, metterci anche quei valori che molti gettano nel cassonetto pur di prendere voti a destra e a manca, disturbando dalle 8 di mattina fino alla mezzanotte, se è il caso, le case dei nostri concittadini per chiedere miseramente un voto. Badate bene, questo è il cambiamento. Noi siamo la nuova generazione, l'unica opportunità che ha Villafranca in queste elezioni, il 6 e 7 maggio, di dare una svolta a questa città, a questa politica che oggi piange quei valori e fa piangere anche le famiglie. Quelle famiglie che purtroppo si trovano in un'enorme difficoltà, una difficoltà dettata dai tempi, dettata anche da poteri più forti rispetto a quelli di un'amministrazione comunale. Un'amministrazione comunale cosa può fare? Beh, a cominciare dal sostenere i propri cittadini nel trovare anche le opportunità di crescita, beh, questo sarebbe già un segnale, piuttosto che lasciare sia le imprese sia i cittadini che i professionisti in uno stato di abbandono, dovendo chiedere a qualcuno forse il favore per poter lavorare su questo territorio. Noi abbiamo le competenze, abbiamo le caratteristiche e anche qualche altra cosa da far valere non solo adesso ma anche nel proseguio del nostro cammino a Villafranca di Rena, a partire da Divieto. Divieto, un territorio che ad oggi è stato martoriato, violentato, è stato un territorio usato e gettato via, in cui non si sono create le condizioni per mettere la gente a posto, a lavorare con la soddisfazione, con la dignità del lavoro. Abbiamo un'area industriale ex Pirelli in cui non mi pare che ci siano grossi numeri in termini occupazionali, ma piuttosto si continua ancora e si insiste a lasciare una sorta di enorme carrozzone sul territorio di Divieto, che invece di essere la perla, la porta d'ingresso di Villafranca di Rena, è solamente e continua ad essere un territorio ucciso e ferito nell'orgoglio. Divieto è Villafranca di Rena e Villafranca di Rena è Divieto. Molto spesso si fa riferimento ai cittadini di Divieto come se fossero in qualche modo così, presi dal vento e pronti ad andare avanti dove tira appunto il vento, come la vela. Bene, dimostriamo in questa importante occasione di non essere banderuole,
ma piuttosto di essere persone umili nel vero senso della parola, non come tanto propagandato sui manifesti, e andiamo a mettere una X dove occorre, sulla svolta, sull'alternativa, per la coesione sociale. La coesione sociale che oggi dimentichiamo e mettiamo in un cassetto, ma è l'unione di popolo che deve portare ad un risultato, non la disgregazione. Ci vogliono disuniti, ci vogliono disgregati, ci vogliono litigiosi per far sì di continuare ancora a gestire il potere a Villafranca. Ne è un esempio questa sorta di coalizione di larghe intese, chiamiamola così, una maschera carnevalesca. Non lo so, quest'anno mi vesto da Pulcinella o da Arlecchino, mi presento agli occhi dei elettori come Biancaneve o come Cenerentola. Non lo so, forse si fa confusione un po' fra le fiabe e le mascherine carnevalesche. Noi non abbiamo tempo da perdere in chiacchiere, siamo professionisti e mettiamo al servizio del cittadino le nostre competenze. Colgo anche l'occasione per fare un breve cenno a quello che è già un argomento introdotto dall'amico Rosario, la sicurezza del territorio. E poiché ho toccato anche il discorso sociale, sociale non è sganciato dalla sicurezza del territorio, non dimentichiamocene. Noi abbiamo quelle competenze, non solo un programma scritto, e ripeto, scritto col cuore, non abbiamo solamente le intenzioni, ma abbiamo anche la ferma volontà e le energie da poter metterci sul campo 365 giorni l'anno, non solo ogni 5 anni, facendo promesse e promessucce. Vorrei chiudere passando la parola ai miei amici, rispondendo in qualche modo. Io sono il tipo che non le manda a dire, però magari qualcuno è qua in questa piazza, quindi magari mi ascolterà. Dico a questa persona che la mia laurea è una laurea in ingegneria, non in filosofia, con tutto il rispetto per i filosofi, e anche se fosse sarebbe una bella filosofia, una filosofia da sbattere in faccia e cacciare finalmente l'oppressione in un paese che vede noi unica, ripeto, unica alternativa di svolta. Approfittatene e cercate di essere compatti, fate valere la vostra forza di voto.